Sottile, a responsabilità limitata, che è nata a ottobre del 2013. È una società che consta oggi 28 soci, di questi 6 sono soci pubblici, tutti gli altri sono privati. È una società che ha, il mandato di far nascere, far decollare l'aerospazio in Sardegna. Il distretto è l'unico distretto italiano che detiene una proprietà di un'infrastruttura aeroportuale. L'aeroporto di Fenosu, insieme all'aeroporto di Tortolì, insieme all'aeroporto di Decimomannu, insieme al poligono interforze di Salto di Quirra, rappresenta una sommatoria di infrastrutture disponibili in Sardegna che rappresentano un unicum sul territorio nazionale per quanto concerne i test e la certificazione di velivoli senza pilota. È di qualche settimana fa l'approvazione di una serie di progetti su un bando regionale ad hoc, il primo bando, io credo di poter dire, nella storia della regione Sardegna che aveva come cappello Aerospazio. L'annuncio dell'investimento fatto quest'estate da parte di Avio SPA, socio del distretto, per la realizzazione in quel di Villa Puzzu di una piattaforma di test per motori a propellente solido e motori a propellente liquido del razzo Vettore Vega. Dentro l'aerospazio ci siamo anche noi e vogliamo giocare quel ruolo che, ripeto, le infrastrutture presenti sul territorio ci consentono di giocare. Oggi in Sardegna dei posti di lavoro che insistono sul comparto, io ho sempre fatto una stima di 250-300 persone. Nel resto d'Italia il comparto aerospazio cuba ordine di grandezza 50.000 posti di lavoro. Dico che se oggi il comparto in Sardegna esprime 250-300, io credo che ci sia un margine di crescita assolutamente incredibile. Nemea Sistemi è un'azienda di sistemi informativi geografici specializzata in remote sensing, quindi osserviamo la Terra dallo spazio. Abbiamo una sede a Sanremo e una sede a Alghero. Inizia un percorso che l'ha portata ad avere oltre 500 clienti nella pubblica amministrazione e negli ultimi 4 anni si è specializzata proprio nel remote sensing. E pochi giorni fa, la notizia di pochi giorni fa, abbiamo anche vinto il bando dedicato all'aerospazio della Regione Sardegna, dove noi come Nemea Sistemi, partner anche Università di Cagliari e un altro soggetto privato, abbiamo proposto lo sviluppo di un algoritmo che ci consenta di misurare le variazioni di distanza fra il satellite e l'oggetto a terra. Vitrociset è un'azienda italiana nata circa 60 anni fa, almeno per le aziende da cui è nata come fusione. Nel 1994 è nata quindi Vitrociset come fusione. Quali sono le aree in cui opera, le aree di business in cui opera Vitrociset? Principalmente sono 3. Una è la difesa e la sicurezza, la seconda è lo spazio e la terza sono i trasporti e le infrastrutture. Il PISC, che è il poligono sperimentale Salto di Quirra, dove Vitrociset non solo ne cura la gestione tecnico-operativa e ingegneristica, ma addirittura ha partecipato anche alla progettazione e realizzazione del poligono stesso dagli anni 60. E questa capacità che è unica in Italia e viene esportata con successo a livello internazionale. Nello spazio Vitrociset è presente nella gestione delle infrastrutture di lancio, prima da tutti quella nella Guyana francese per il lancio del Vega, e anche a Malindi per altre attività inerenti ai servizi spaziali. Allora, Vitrociset entra nel distretto essenzialmente per 2 motivi. Storicamente è presente in Sardegna, come ho già accennato, dagli anni 60 ed è presente nelle tecnologie che sono alla base dell'aerospazio. In più c'è tutta la parte di gestione di quegli assetti astrofisici, quali l'SRT, il radiotelescopio di San Basilio, in cui Vitrociset ha fatto già importanti lavori, tipo il revamping dell'antenna
Vitrociset ha un suo scopo nel suo ingresso, da quando è entrata nel distretto, ed è quella di costruire una filiera tutta sarda che complementi le capacità e le competenze di Vitrociset, quindi mette a sistema le competenze degli altri soci per realizzare dei prodotti di una capacità integrata che può essere esportata al di fuori della Sardegna, anche all'estero. Sì, Oben è una società nata nel 2010 grazie a un concorso regionale ma anche su base nazionale che si chiama Premio dell'Innovazione, il settore è appunto quello dei droni, dei cosiddetti aeromobili a pilotaggio remoto che appunto al tempo erano oggetti abbastanza poco utilizzati e poco noti. Allora, noi abbiamo un mercato fondamentalmente orientato appunto ai servizi, quindi varie attività di fotogrammetria, rilievi topografici, telerilevamento ambientale e quant'altro, videosorveglianza aerea eccetera. E fondamentalmente in Sardegna ci siamo occupati soprattutto di formazione. Nel prossimo anno si stanno configurando una serie di impegni, di progetti che si stanno concludendo e che ci permetteranno appunto di operare attivamente anche all'interno del distretto in stretta collaborazione con le altre aziende in modo tale da poter affrontare questi temi. L'MR8 nasce nel 2015 come società, è operativa dal febbraio del 2017 con sede ad Olbia. L'MR8 difatti è specializzata nello sviluppo e nella progettazione di sistemi ad alto contenuto tecnologico, quindi macchinari, componenti, processi e prodotti propri del settore aerospaziale, nautico ed industriale. MR8 è anche impegnata costantemente nei progetti di ricerca e sviluppo proprio per aumentare il suo know-how con quelli che sono i principali player all'interno delle realtà accademiche ed enti di ricerca regionali. La missione è quella di supportare e quindi di creare un sistema all'interno della realtà regionale per poter in qualche modo spiccare, sedersi al tavolo dei diversi interlocutori internazionali. Quello che MR8 si aspetta dal distretto è appunto la nascita, quindi portare a compimento questi progetti che attualmente sono in essere, utilizzare elementi che ci sono in Sardegna, quindi gli elementi effettivamente che possono dare un valore aggiunto alla Sardegna e tenerli in Sardegna.